Caccia in tutto il Veneto i banditi che a Noventa Vicentina hanno travolto e ucciso la cinquantenne che aveva cercato di resistere al furto dell'auto. Il paese sconvolto continua a chiedere giustizia e indagini serrate. Dramma a Piacenza d'Adige, intera famiglia intossicata dal monossido a causa di un nido che ha occluso la canna a fumare della caldaia. Muore 54enne, gravi moglie e figlio. Morta a 34 anni dopo aver dato alla luce il secondogenito Oderzo, lo strazio del marito di Francesca, era felice, dice, voleva vedere il piccolo, ora dovrò dire a mia figlia che ha un fratellino ma non ha più la mamma. Mentre l'inchiesta 'ndrangheta sembra destinata ad allargarsi, il mondo produttivo si interroga sugli imprenditori finiti nella rete delle cosche. Confartigianato dice bisogna avere il coraggio di fallire e di chiedere aiuto. 34enne istruttore di nuoto e maratoneta muore nel sonno, shock a Montebelluna, il giovane partecipava ogni anno al Palio cittadino. Incendio stamane nella sede della Croce Rossa di Padova, esplode un'ambulanza, un volontario rimane ustionato, il botto causato dalle bombole di ossigeno. Vertenza Sirti, lavoratori delle 5 sedi del nord-est della società che opera nelle telecomunicazioni, scesi in piazza stamane a Treviso contro lo spettro esuberi. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e torniamo a Noventa Vicentina. Il giorno dopo è ancora shock in paese, un paese che chiede giustizia e chiede che vengano presi i banditi fuggiti dopo aver travolto e ucciso una cinquantenne che aveva cercato di resistere al furto dell'auto dove si trovava insieme la nipote, che era scesa a fare un bancomat al postamat cittadino, e caccia in tutto il Veneto, la caccia appunto dei banditi alla loro auto. È inutile condannare Salvini perché dicono che è razzista, qua ci vuole il lanciafiamme con la gente. Io sarei per soluzioni più drastiche, ma non dipende da me, che adesso magari li catturino e poi l'omicidio per terra intenzionale, non avevo intenzione di uccidere, ma questo ma quello tira para, fra 2 anni sono fuori. La gente ha un po' paura, ma insomma cerchiamo di stare attenti a quello che succede. Lei non si meraviglia di quello che è successo? No, quindi? Mi meraviglio, forse bisogna che stiamo un po' più attenti noi quando andiamo a prelevare, ecco. Ma sconvolto per il modo che è successo, qua in mezzo proprio al paese. La cosa che più ho pensato io che era l'uscita dalle scuole. Voci di una Noventa sconvolta, arrabbiata e ora più prudente dopo l'omicidio consumato all'ora di pranzo sul selciato di Largo Rezzonico dietro il municipio, di fronte alle poste. I carabinieri cercano chi, nel tentativo di rubare una Mercedes, abbia fatto sbalzare fuori dalla macchina la passeggera 51enne Micaela Stoicescu, che ha resistito al furto aggrappandosi alla portiera fino a quando la sua presa non ha ceduto ed è stata investita dalle ruote della stessa vettura. La donna è morta in ospedale a Vicenza per i traumi riportati. I militari chiedono a dipendenti e utenti dell'ufficio postale, oppure a quelli del supermercato davanti al quale il rapinatore e omicida ha abbandonato l'auto della nipote della donna che era scesa per un prelievo al postamat. Non molte le telecamere di sorveglianza in centro a Noventa. Poco fuori ci sono alcuni rilevatori di targhe, e anche a loro che gli inquirenti si affidano per risalire al duo di malviventi che sarebbero fuggiti da Noventa a bordo di una Panda, mentre la comunità ha perso la sua tranquillità. È morta una persona e quindi fa sempre dispiacere, fa pensare la violenza con il quale è stato fatto questo gesto. Ma io ho sempre capito che qua c'è un po' di giro, perché ci sono sempre gente un po' particolari che si fermano qua di dietro al municipio con le macchine, c'è uno scambio cioè non è tranquillo neanche sto posto qua. Ci dispiace molto per quello che è successo, insomma, una cosa molto incresciosa che non dovrebbe succedere in queste zone tranquille, insomma. Intanto una banda di rapinatori che aveva aggredito e malmenato un commerciante è stata sgominata dai carabinieri nel Padovano. Tra i malviventi c'è anche un 17enne. Una banda organizzata, nonostante la giovanissima età, hanno agito da veri professionisti delle rapine, non avevano tenuto conto però del sistema di videosorveglianza della zona industriale di Padova e per questo sono stati incastrati. Arrestati 5 autori della rapina violenta avvenuta lo scorso 26 gennaio in un distributore di benzina di via Uruguay. In manette Joshua Almillas, Giorgio Caldaras, Lauren Latrec, già noti alle forze dell'ordine, il 18enne Brian Udorovic e un 17enne padovano. I 5 avevano picchiato un commerciante cinese e il suo dipendente mentre stavano facendo rifornimento di benzina dopo essere usciti dalla loro azienda di pelletteria all'interno del China Ingross.
Poi li avevano rapinati, riuscendo a portar via 3.500 euro in contanti e 4 assegni bancari. I carabinieri, visionando le immagini delle telecamere, hanno individuato le 2 auto con cui sono fuggiti i banditi e li hanno incastrati. L'analisi della videosorveglianza, sia pubblica che privata, all'interno nelle vicinanze del centro in Grossocina, le 2 autovetture si aggiravano presso il centro stesso ormai dalle prime ore del pomeriggio, quindi stavano cercando il quintetto, che poi è stato identificato, di individuare e localizzare delle potenziali vittime. Dunque i prenditori e commercianti cinesi erano il loro bersaglio. Per tutto il pomeriggio la banda aveva perlustrato la zona industriale, osservando i movimenti e pedinando i titolari dei negozi fino a scegliere la vittima ideale. Invitiamo anche eventuali vittime che abbiano subito furti o rapine con modalità similari a quelle che abbiamo descritto di denunciare assolutamente gli episodi. E pertanto ci rivolgiamo anche agli imprenditori di origine cinesi per dare la massima collaborazione. Allora, la tragedia a Piacenza d'Adige, nella Bassa Padovana, dove una persona è morta e 2 sono rimaste ferite gravemente intossicate dal monossido di carbonio. L'allarme attorno a mezzogiorno, quando i carabinieri sono intervenuti in una villetta su richiesta di alcuni familiari delle vittime. In cucina c'era una donna riversa a terra con gravi problemi respiratori. In camera da letto, vivo ma grave, il figlio di 22 anni, privo di vita nella sua camera, il marito della donna, un uomo di 54 anni che è poi morto. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno rilevato valori molto superiori alla norma di gas. Secondo una prima ipotesi, la causa della tragedia sarebbe da attribuire al cattivo funzionamento della caldaia, la cui canna fumaria pare fosse parzialmente ostruita dalla presenza di un nido. I feriti sono stati subito soccorsi. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Padova, il figlio ricoverato a Schiavonia. E adesso la tragedia della mamma 34enne, residente ad Annone Veneto nel Veneziano, morta 4 ore dopo il parto all'ospedale di Oderzo. La famiglia Giordano si è riunita ad Annone Veneto oggi per restare vicino ai 2 piccoli figli e ad Antonio, il marito della donna, che nonostante il dolore e lo strazio ha accettato di parlare ai nostri microfoni. Sentiamo. Il dolore è immenso. Perdere una moglie, una mamma di una bambina di 3 anni e mezzo e di un bambino appena nato, è una sofferenza che comunque non è facile sopportare. Il dolore per la perdita della moglie è palpabile nelle parole di Antonio. In quello che doveva essere uno dei momenti più belli della vita, Francesca Schirinzi ha dato alla luce un bellissimo bimbo, poi la tragedia. L'ultima volta che hai visto Francesca? Il giorno ero in parto con lei. Lei era contenta, cosa le diceva? Era contenta, aspettava di vedere il piccolino, il maschietto, dopo la femminuccia, nella sua famiglia soprattutto che erano tutte femmine, quindi è arrivata la novità, il maschietto, quindi è normale, era una gioia, contentissimo, soprattutto perché comunque aveva la mamma che non stava bene, aveva paura che la mamma non riuscisse a vedere il piccolo e quindi invece mi sa che la nonna vedrà il piccolino, ma la mamma no. La piccolina? La piccolina il papà. Il papà per ora, il papà è ancora perché il piccolino non è arrivato a casa. Quando però poi il piccolino arriverà a casa ma non si troverà la mamma, e lì poi bisogna capire un po' come fargli spiegare la situazione, perché comunque non è facile dirgli che è arrivato il fratellino ma la mamma non c'è. Una ragazza di 34 anni, ha una bimba alle spalle di 3 anni e mezzo e il piccolino che ho preso in braccio prima di andare dalla mamma, che faceva una tenerezza. È difficile superare questi momenti. Non è possibile morire di parto a 34 anni. Antonio ha deciso di presentare denuncia alla Procura di Treviso. Non posso dire se non è stato fatto abbastanza, se non è stato fatto il giusto, non voglio entrare nel dettaglio perché non è di mia competenza e non ho le capacità né le facoltà di dirlo. Sicuramente voglio capire cosa è successo, quindi l'unico modo per capirlo è avviare un'indagine della magistratura e chiarirà la situazione. E a pensarlo nello stesso modo sono tutti i familiari. Noi sappiamo che la ragazza è entrata in ospedale, che stava bene veramente, cioè voglio dire non era che aveva dei problemi, non aveva nessun tipo di problema. Avete fiducia nella giustizia? Ovviamente abbiamo fiducia nella magistratura. In attesa dell'esito della magistratura si guarda avanti. Antonio, distrutto dal dolore, ha aggiunto come secondo nome al piccolo quello della moglie. Dobbiamo andare avanti, la vita va avanti, però voglio anche che sia fatto chiarezza su quello che è successo.
E la Procura di Treviso aprirà un fascicolo e disporrà l'autopsia sul corpo di Francesca Schirinzi. Intanto, ad Annone Veneto, il dolore e lo sconcerto. Per quanto accaduto domani alle 18 in chiesa ci sarà il rosario. La Procura della Repubblica di Treviso aprirà in queste ore un fascicolo d'inchiesta sulla morte di Francesca Schirinzi. Il pubblico ministero Valeria Brunetti disporrà immediatamente l'autopsia sul corpo della mamma 34enne per cercare di chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Oderzo. L'esame autoptico potrebbe essere eseguito lunedì prossimo. Fino in fondo alla vicenda vuole andare anche l'ULSS 2. In giornata si sono svolti 2 audit, 2 incontri con i referenti regionali del sistema sorveglianza della mortalità materna, ITOS, per ricostruire nel dettaglio col personale di ostetricia, sala parto e sala operatoria la sequenza cronologica dei fatti avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì. Le risultanze saranno poi discusse nell'ambito del Comitato regionale per la valutazione dei casi di morte materna. Ad Annone Veneto la scomparsa di Francesca ha colpito e sconvolto un'intera comunità. Non abbiamo parole, da ieri siamo tutti addolorati e costernati, veramente tutta la comunità, quelli che ho sentito, il parroco, altre persone che conoscono la famiglia. Naturalmente è un momento di grande dolore. È tutto l'insieme che lascia veramente affranti e vicini, ecco, questo possiamo dire, vicini con quello che per quello che possiamo essere vicini a questo dolore e alle persone provate da questa perdita. Alla scuola materna parrocchiale del capoluogo, frequentata dalla primogenita di 3 anni e mezzo di Antonio, militare al CIMIC Group di Motta di Livenza, e di Francesca, c'è poca voglia di parlare. Siamo già abbastanza scossi da questa notizia, non ci sentiamo di dire niente. Domani le attività termineranno alle 13, si legge nel cartello affisso al cancello, in segno di lutto. Alle 18 in Chiesa Nuova a San Vitale il rosario in memoria di Francesca. Tra i familiari dei bimbi c'è sconcerto. Non dovrebbero succedere, la tecnologia che abbiamo adesso è tutto un insieme di cose, però succede, è la vita purtroppo, e questo è che fa paura, è questo, che c'è sempre l'imprevisto su tutto. Ma è qua adesso il problema è che c'è un marito con 2 bimbi e non è una cosa da poco, ha perso la moglie e i bambini cosa fa? Un'altra tragedia inspiegabile sconvolge la Marca, un'altra giovane vita, un 34enne, Marco Montagnier, che ha perso la vita la scorsa notte a Cairano San Marco. La tragedia quando nella notte appunto è morto ed era un atleta del palio e anche un maratoneta, quindi una persona con un fisico allenato, istruttore del nuoto dicevamo e maratoneta, protagonista come vediamo in queste foto tante volte del palio di Montebelluna. È stato trovato appunto esanime nella notte. Sul posto è intervenuta l'ambulanza, l'automedica del SUE, i medici tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane vittima e adesso si cercherà di capire come è possibile che un 34enne sia morto così nel sonno. Dalla tragedia del 34enne all'inchiesta sulla 'ndrangheta, ieri abbiamo fatto sentire le parole di quell'imprenditore trevigiano che ha dato il via con la sua denuncia all'inchiesta che ha portato ai tanti arresti. Numerose le aziende finite nel mirino, finite nella rete della cosca della 'ndrangheta, qualcuna invece anche connivente. Allora, mentre l'inchiesta sembra destinata ad allargarsi, il mondo produttivo si interroga sugli imprenditori finiti nel tunnel, finiti nella rete della 'ndrangheta, e l'appello è sempre e ancora una volta uno solo, quello di trovare la forza di chiedere aiuto. È meglio perdere tutto che andare incontro a questa gente qua, perché questa gente qua ti fa perdere tutto lo stesso, perché perdi tutto lo stesso e ti tieni anche sotto scacco. Meglio falliti che in mano alla mafia, le parole dell'imprenditore trevigiano picchiato e minacciato dalla 'ndrangheta che voleva impossessarsi della sua azienda sono diventate un simbolo, il simbolo di quell'imprenditoria sana che, nonostante debba affrontare un percorso durissimo, ha deciso di denunciare scoperchiando gli affari della mafia in Veneto. Certo ci vuole coraggio, molto coraggio a denunciare, come a chiudere la propria attività pur di non finire nelle grinfie di certe persone. Di qui l'appello delle associazioni
situazioni di categoria. Ed è meglio, giustamente, come ha detto, chiudere bottega. Non è vero che la persona rischia di perdere la propria dignità, ma bisogna anche dire che piuttosto di andare in mano a delle persone che comunque la dignità te la fanno perdere, è meglio avere il coraggio magari anche di chiudere e soprattutto avere il coraggio anche di chiedere. Soprattutto se ci si trova in difficoltà non bisogna vergognarsi a chiedere aiuto, anche se questo non è facile in un territorio come il Veneto, fatto di tanti piccoli imprenditori che nell'azienda investono tutta la propria vita. Non vergognatevi, adesso fortunatamente sta entrando anche in vigore la nuova legge sul fallimento che cerca anche di prevenire e di aiutare. Adesso l'incredibile incidente di stamane alla Croce Rossa di Padova, l'esplosione di una autoambulanza. Un boato enorme e la lunga colonna di fumo che si è alzata sopra la zona est di Padova. Attimi di paura nella sede della Croce Rossa, un'ambulanza è esplosa, la fiammata potente ha liquefatto la pensilina del parcheggio. L'incidente è avvenuto durante il cambio turno, mentre i volontari stavano controllando delle bombole di ossigeno. Stamane al momento del cambio del turno, mentre l'equipaggio montante stava facendo i soliti controlli sulle dotazioni dell'ambulanza, il controllo su un'apertura di una bombola d'ossigeno ha prodotto inspiegabilmente anche agli occhi degli stessi vigili del fuoco una fiammata. Il personale si è immediatamente allontanato, ha chiamato i vigili del fuoco, ma ovviamente la macchina si è completamente incendiata. Sono esplose le bombole di ossigeno che erano contenute nell'ambulanza e hanno prodotto il danno che peraltro è visibile alle mie spalle. Uno dei 3 volontari presenti al momento dell'esplosione è rimasto ferito, ha riportato delle ustioni ed è stato subito soccorso dai colleghi dei medici del 118. Ingenti invece i danni alla struttura, una prima stima parla di almeno 200.000 euro. Solo l'ambulanza andata distrutta costa 80.000 euro. Tutto attorno i segni dello scoppio, le pareti nere e una finestra degli uffici completamente divelta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo visibile fino dalla stanga. Torniamo adesso a parlare di autonomia del Veneto con un nuovo affondo oggi del vice premier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che è tornato a parlare di coesione nazionale. Immediata la replica arrivata dal Veneto. Il Movimento 5 Stelle sarà in questo governo il garante della coesione nazionale. Si devono rispettare i referendum che hanno portato avanti i cittadini delle regioni che chiedono autonomia, ma non a discapito di altre parti d'Italia o della coesione nazionale. Parole e musica di Luigi Di Maio, il vice premier e capo politico dei Pentastellati a Matera, torna a parlare di autonomia con frasi che riaccendono il mai sopito dibattito nord-sud, anche perché poi continua. Ricordiamoci, dice, che la prima area d'Italia che ha bisogno di più lavoro, sviluppo e imprese è proprio il sud. Ma a chi sta seguendo passo dopo passo il non facile percorso verso l'autonomia del Veneto tra equilibri e contrappesi, quelli di Di Maio sembrano vuoti slogan. Se parte dal presupposto che qualcuno voglia far venir meno la coesione sociale, il presupposto non esiste. Il punto è che qui si vuol far credere con queste battute, o meglio, quando si fanno queste battute, si presuppone che l'Italia sia coesa, mentre non lo è. Non che vi siano contrasti fra i cittadini, è diseguale perché se guardiamo le tutele garantite dalla Costituzione ci sono parti del territorio dove queste tutele sono assicurate ed altre parti dove non sono assicurate. Il problema, sottolinea Bertolissi, è sempre lo stesso. Autonomia non è secessione dei ricchi ma assunzione di responsabilità. E se ad esempio esiste un afflusso costante e certificato di utenti del meridione verso il nord, Veneto in particolare, per curarsi nelle strutture sanitarie, un motivo ci sarà. Il problema del regionalismo differenziato non ha niente a che fare con quel che si va raccontando, e cioè le regioni più ricche vogliono essere ancora più ricche, vogliono fregarsene del prossimo. Non è affatto così. E chi non sfrutta i talenti che ha, che è in difetto rispetto all'obbligo di solidarietà nei confronti della Repubblica. Perché l'obiettivo è uno solo. Essere più efficienti e quindi di erogare più prestazioni e servizi. Questo è il problema del Paese. Le altre sono chiacchiere assolute. Adesso pochi istanti di pubblicità, torniamo subito.
Rieccoci in studio in diretta per parlare di lavoro. L'avvertenza Sirti, lavoratori delle 5 sedi del nord-est della società che opera nelle telecomunicazioni, scesi in piazza stamane a Treviso contro lo spettro esuberi. Questo paese non può solo e soltanto operare in questo settore con i subappalti. Questo no! Sono scesi in piazza a Treviso i lavoratori del nord-est della Sirti, rischiano il posto in un centinaio tra le 3 sedi venete, Amareno di Piave, Lentiai e San Bonifacio, e quelli delle sedi di Udine e Trento. Al momento la procedura di licenziamento degli 833 dipendenti in esubero, il 25% dell'intera forza lavoro, è stata sospesa. Ora, annunciano i sindacati, inizia la parte più difficile del negoziato. Dopo aver ottenuto dal governo una sospensione dei termini della trattativa e quindi dei 75 giorni, chiediamo oggi un passo in più. Tra una settimana le parti si incontreranno a Milano per verificare l'esistenza di un piano alternativo ai licenziamenti. Per noi l'unico esubero che consideriamo valido è 0 e meritiamo comunque di poter lavorare come abbiamo sempre fatto da quasi 100 anni. Quindi siamo qui per questo è il nostro lavoro, sappiamo fare questo e lo vogliamo fare. Ma qui serve un piano di settore, serve capire dove cavolo va la telefonia in questo paese. Questo è il tema vero. E questo è un tema politico, con la P maiuscola. Un appello alla politica, perché il settore nel quale da quasi un secolo opera la Sirti, quello delle reti di telecomunicazioni, è strategico per il paese. Non riusciamo a capire anche da parte del governo dove ci sia una visione di prospettiva. Vi ricordo che comunque tutti usiamo i cellulari, tutti usiamo la telecomunicazione, quindi è un settore che potrebbe avere dei larghissimi spazi. Bisogna solo capire cosa vuole fare anche il Paese rispetto a queste scelte. La corsa solidale per il piccolo Joe non si ferma, siamo a quota 230.000 euro. Il nostro piccolo Joe ha davvero conquistato il cuore di tutti i veneti. La corsa di solidarietà che abbiamo intrapreso tutti insieme è inarrestabile e i risultati sono incredibili. Oggi Erika Molinarolo, la mamma coraggio del nostro Giovanni, ci ha comunicato commossa che la raccolta fondi ha toccato quota 230.000 euro. È un fiume in piena, quello della solidarietà, che si ingrossa giorno dopo giorno, ora dopo ora, e l'obiettivo da raggiungere non è poi così lontano. Servono 400.000 euro per l'intervento chirurgico, grazie al quale Giovanni potrà stare meglio e camminare e giocare come i suoi coetanei. Un'operazione possibile solo in uno dei pochi centri specializzati al mondo, negli Stati Uniti. La campagna di raccolta fondi, sostenuta dal nostro gruppo Media Nord-Est con tutte le sue emittenti, va avanti, e per le donazioni trovate l'IBAN del conto corrente anche nei nostri siti internet. Domenica poi alle 17 a Curtarolo è in programma la rappresentazione teatrale Pirati con la magia dei colori, per raccogliere fondi sempre per Giovanni. Tutti insieme possiamo farcela, per Joe, per dare il meglio a questo piccolo, grande tesoro. A 20:10 questa sera, dopo il telegiornale di Treviso, parleremo di matrimoni in crisi, e lo faremo con l'avvocato della Sacra Rota, Michela Bellon. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione non molla la presa, il nord-est sarà ancora baciato dal sole nella giornata di venerdì 15 marzo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà possibile qualche foschia o nebbia mattutina, specie sulle pianure, cielo al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime comprese invece tra 14 e 17 gradi, ma con punte di 18 gradi sul Rodigino. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà soleggiato anche sulla nostra regione, il cielo infatti si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime comprese invece tra 13 e 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tanto sole ovunque, il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, salvo per locali spruzzate di neve sui confini alpini, ma oltre i 1000 metri di quota.
Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime tra 13 e 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.